bella se è femminile. Con il plurale dobbiamo cambiare. 2 ragazzi belli, 2 ragazze belle. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 pezzettini, 4 desinenze che ci servono per esprimere questi significati. Sei maschio o sei femmina? Sei 1, sei 2 o 3 o 4? In siciliano invece la cosa è un po' diversa. Sto picciotto è beddu, sta picciotta è bedda, sti picciotti su beddi, ma su mascolo o femmine? Beddi. E il problema è Il siciliano ha questo plurale che non distingue maschile e femminile. In questo senso, scherzando, vi dico non sessista, ok? Non fa differenza. Quindi non sono soltanto le parole, i suoni che hanno dentro, ma anche come le costruiamo, che seguono, sono modi specifici del siciliano. Vi faccio un altro esempio di costruzione delle parole. L'infisso, che non è quello che tiene la finestra. L'infisso è un pezzettino che si mette dentro le parole. Ul o un, che noi mettiamo dentro alcuni verbi. Per esempio, che significa fumuliari? Fumuliari. Evidentemente significa fare fumo, però non fumare normalmente una sigaretta, ma cosa di caldo che mette fumo? Che fa un po' di fumo, come se fa poco di fumo, fumulia. La canna della stufa fa poco sto fumettino fisso, piano piano, che fa sto fumo. Vago, teniamocelo vago, andiamo avanti. Sparruniari. Ma proprio sparlare? O perché abbiamo allora anche sparrari. Però diciamo sparruniari, che cosa significa? Non è che sparli sempre, però magari ogni tanto pigli e dici quella cosina, ma tu lo sai, no, per farmi fatti, però non è spallare, però l'ho visto, però l'altra volta intanto, però no, non per dire, sparruniare, poco, come il fumo della stufa che poco, così sparlare, poco. Tappuliari che significa? Dare botte in testa, tappuliare, oppure un batterista. Ah, sai che Giacomo suona la batteria? Sì, ma è scarso, proprio scordinato, quello tappulia, pam, da tanti colpettini. Oppure tucculiari. Che significa tucculiari? Toc. Quindi questo un o ul è un pezzettino di parola che noi usiamo sistematicamente quando vogliamo esprimere questo significato di piccola azione ripetuta. Emettere un po' di fumo, sparlare ogni tanto, dare tap, fare toc. E così proprio non c'è in italiano e non c'è nelle altre lingue. È una struttura del siciliano. E per finire le strutture abbiamo anche i legami tra le parole. Sono le cose più difficili forse. L'oggetto di una frase che noi segnaliamo, introduciamo, ci appiccichiamo una preposizione a. Un esempio per tutti. A ieri vitti attafrati, sempre bidone. A ieri vitti attafrati. Traduzione italiana, ieri ho visto tuo fratello. Invece vitti attafrati, come quando parlando sciolti diciamo ho visto tuo fratello, ho visto a tuo fratello. Il complemento oggetto della frase, in italiano, in latino, in tutte le altre lingue che conosciamo, normale, lo metti dopo il verbo. Invece no, in siciliano noi abbiamo questa particolarità, che tra l'altro condividiamo con lo spagnolo. Qualcuno di voi ha fatto mai spagnolo alle scuole superiori, alle medie? Buongiorno. In spagnolo si farebbe esattamente così. Che so, hai visto, oppure vi a tuo hermano, a tuo fratello. È una struttura specifica. Oppure un'altra cosa molto bella che facciamo solo in siciliano è la reduplicazione. Cioè quando una parola noi la raddoppiamo, la duplichiamo, la usiamo 2 volte. E non perché siamo scemi o senza motivo, con un motivo molto preciso. Primo esempio, parranno, mi scordai che ti voglio spiare. Parranno, no? Parlando, cioè
col parlare, parlando e andando avanti mentre parlavo. Quando papà in il buso cammina casa a casa e non ci può pace. Casa a casa, che significa casa a casa? I cugini di Carmelo che stanno al nord Italia, questa cosa non la dicono. Casa a casa, che significa casa a casa? Casa a casa, proprio in casa, no, cioè casa a casa. La prendono come un errore. La prendono come una cosa, sembra che non ha senso o che non si capisce. Un errore, effettivamente. Cioè, mio fratello insiste, ma a volte lo diceva, è un errore. Un errore. E invece tuo fratello, il fratello di Marica, lo usava proprio con un motivo molto preciso, che è rappresentare, significare questa distribuzione. Casa a casa è nello spazio, parranno è nel tempo, ma è sempre un percorso. E poi a volte queste cose sono rimaste come delle espressioni fisse. Per esempio, chi malu tempo, a quando era vacanza. E poi quando parliamo in italiano è uguale, a quando, ripetuto, come espressione fissa. Ma ce ne sono tante altre, pieri. Insomma, tutte le strutture linguistiche che volete per identificare un bel sistema, ma noi sappiamo che una lingua è molto di più di un insieme di strutture. E allora dobbiamo dire che il dialetto il siciliano è un dialetto, perché per dialetto, definizione del dizionario che vi riporto, è un sistema linguistico usato in zone geograficamente limitate e in un ambito socialmente e culturalmente ristretto. Divenuto secondario, che cosa? Il sistema linguistico. Divenuto secondario rispetto a un altro sistema dominante e non utilizzato in ambito ufficiale o tecnico-scientifico. Caspita che definizione lunga e complessa. Allora, quando le cose sono difficili, si fanno a pezzettini e si analizzano piano piano. Sistema linguistico usato in zone geograficamente limitate. Alessandra ha qualche cosa che ci vuole condividere? No, c'è tipo mia mamma, che da piccola mi diceva non uscire dopo le 6 pomeriggio e sono in malafucile. Poi, ora vabbè, parlando con i compagni, io ho detto ma ci sono i malafucili, loro non so manco cos'è. Allora non è che solamente nella zona dove abita voi, può essere. No. Allora, bellissima testimonianza di Alessandra. È quasi impossibile che esistano parole diffuse in una zona, in una parte della città. Piuttosto noi dentro una città, che è il nostro universo in cui ci muoviamo, abbiamo a che fare con competenze linguistiche diverse. Tu non la conosci, io sì. Oppure si usa modica alta ma alla sorda non lo usa più nessuno, vuol dire che in siciliano si usava. Poi magari alla sorda non parlano proprio più siciliano, ragazzi. Bravi. Sono parole che in un certo posto hanno un significato e in altri posti hanno un altro significato. A cosa pensa Brian? Impacchiare, per esempio. Pacchiare? Impacchiato. Impacchiato. Qua in Sicily diciamo ubriaco. A Catania per esempio significa tutt'altra cosa. Ok, che impacchiato significa scegli qualcosa? Non lo so. Significa ubriaco. Non lo sapevo. Invece a Catania impacchiare sarebbe ingrossare. No, pieno di femmine. Ah, pieno di femmine, da pacchio come parolaccia che indica la parte genitale femminile. Sì, impacchiare. Sì. Il fatto che sono parole che poi si sviluppano e assumono significati anche diversi da una zona all'altra. Allora, questo è frequente. Che la parola intera non esista, difficile. Piuttosto ha significati diversi. Però ci sono le parole tipiche. Sonno non si dice, a Catania non sanno che significa, non hanno mai sentito dire. Okay? Quindi è vero che ci sono. Sicuramente abbiamo tutti noi la percezione diretta, dalla nostra esperienza diretta, che il siciliano comunque ha dei limiti geografici. Ti sposti un po' e le cose cambiano. Vi faccio vedere allora, per dare sostanza a questa definizione, qualche carta geolinguistica. Abbiamo detto che le empanatigli si chiamano così perché noi abbiamo questo suono, die. Ah, ero io stesso che mi autosento. Che brutta voce che ho, mamma mia. Dopo tanti anni ancora non mi sono abituato ad ascoltarmi. Il suono die in questa carta è rappresentato dal colore giallo ed è un suono, quindi una struttura fonetica tipica di questa zona che è la nostra.
Tra l'altro, come vi dicevo prima, in effetti questo piccolo pezzettino rosa dentro la zona gialla cosa mi indica? Qua cosa c'è sulla cartina secondo voi? Scicli. Qua c'è Ragusa, qua c'è Modica Scicli. e qua c'è Scicli. E Scicli, sto suono, ovvio che magari tanti sciclitani lo conoscono, lo sapranno anche fare, ma non è di Scicli, a Scicli non si usa. Tutto il resto della Sicilia direbbe altri suoni. Un altro suono che caratterizza la zona che continua a essere gialla in questa cartina è il suono, per esempio, quando noi diciamo devo piantare un chiodo a muro. Come si dice piantare un chiodo? Ciantari, Chiantare. giuovo. Ma a Scicli Chiantare. chianta un chiovo. Acciana, chiana. A Chiana Ciana, Ciazza Chiazza. Piazza, ciazza. Sparti. E invece diciamo sparti. La parola viene dal latino ex partis ed è un modo per dire a parte. Quindi viene con la R. Poi si è sviluppata piano piano fino a perdere questa R e fare, anziché sparti, spatti. Così come facciamo in tantissimi altri casi. Ma sparti non è un modo per indicare tipo per giunta. Esattamente, viene dal latino a parte, però poi si è sviluppata non solo come suono, ma anche come significato ed è diventata non a parte, ma in più, per giunta, sparti, a non solo, cose del genere. Anche qui, a Scicli il suono C no, è tipico della zona sudorientale, escluso Scicli. Anche la C in generale, quando per esempio ti devo dire Santa Croce. La C Santa Croce. Ah, Santa Croce. Santa Croce. C. Ci sono anche, ce ne sono tantissime, quindi ce n'è di variabilità geografica. La vostra compagna che si chiama Federica, anche tu ti chiami Federica? Ok. Federica notava anche nell'Agrigentino. Bella osservazione, potrebbe anche chiedermi perché. Io potrei dire, in realtà non lo so ragazzi, però una risposta forse ce l'ho. Spostiamo avanti qua? No, ok per inquadrarti, così Ah. hai più libertà di Ah, grazie. In realtà sotto Agrigento, nella zona di Palma di Montechiaro, anzi, in quella zona c'è Palma di Montechiaro, che era un comune fondato quando dalla contea di Modica lo hanno fondato e lo hanno popolato fondamentalmente di modicani, di iblei. Per questo ha tratti linguistici uguali a quelli del sud-est. Non è che siamo noi diversi dal resto della Sicilia, ci sono cose molto più complicate. Per esempio, come si chiama l'Epifania in siciliano, in dialetto? Ve lo ricordate se qualche nonno o nonna vi dava il regalino, i soldi? Ascina. La parte viola e la parte di Ascina, l'Epifania. Ma lo diciamo noi così. Vi spostate di qualche chilometro in tutto il siracusano, così come in tutto l'ovest della Sicilia, Palermo, Trapani e Agrigento, la chiamano Ipsirre, i tre re, i re magi, no? Nell'entroterra, ma anche in tutta la costa, diciamo, occidentale e centrale, le coste centrali, si chiama Tufania, che è una derivazione, uno sviluppo del suono a partire da Epifania, però da Catania a nord e tutto l'Oriente la chiamano invece Ubattissimo. Qui c'è, come si dice Epifania in siciliano? Dipende. Il secchio. Usiccio. Praticamente in mezzo Sicilia. Nell'altra mezza invece lo chiamano Ucatu. Nell'estremo ovest addirittura Caddu. Anzi, dirla tutta Caddu. Con la D che dicevo prima retroflessa, con la punta Caddu. Infatti, quando tipo calabrese, sì, in realtà quello che lei percepisce come, che tu percepisci come catanese è calabrese è l'aspirazione, che c'hanno anche a Caltanissetta. Ogni suono è fatto che esce un pochino d'aria, sfiata poco poco. Sapete qual è uno degli... se vi capita di essere con i palermitani, con qualche palermitano che vi vuole insultare e voi dovete... Palermitana? Stupendo. Qual è uno dei begli insulti palermitani che si usa a proposito di secchio?
Non se lo ricorda, non ce lo vuole dire, questa è la verità. I palermitani insultano così, cade in monnezza. Cade in monnezza. Io la prima volta l'ho sentito, ho detto, cosa? Tipo cosa alla fine? Cioè, monnezza l'ho capito, ma cos'è che ha detto? Secchio di mondizia. Secchio di immondizia, insulto palermitano, ma con la parola dialettale sua. Tipo, si usa anche cosa alla sera. Wow, a Palermo. No, è in altre zone. Non so se Cosa rasira? Che significa? la cosa che resta la sera. Bellissimo, un residuo, un rimasuglio, uno scarto, bellissimo, cosa rasira. Grazie, questo è stupendo. Zona geograficamente limitata, abbiamo detto, e ne abbiamo visti gli esempi, ce ne sarebbero quanti ne volete. Il dialetto poi è un sistema linguistico usato in un ambito socialmente e culturalmente ristretto. Facciamoci qualche domanda. Non ho cartine per farvi vedere questo, ma possiamo farci qualche domanda. Per esempio, parlo in siciliano quando chiacchiero di musica con i miei amici. Sì, io rifletto, quando parlo di musica, io in realtà, io personalmente parlo in italiano, se parlo di musica. Non mi ci immagino a dire, tu sentisti l'album Il Kid l'ultimo di Dua Lipa? Non mi quadra. Credo, magari mi sbaglio, ma credo che parlando di ambiti culturali non mi viene di parlare siciliano. Ecco. Se vado alla salumeria, al supermercato, no, dal putiaro del quartiere, in un bel supermercato, vado al banco salumeria, il ragazzo che mi dice prego cosa desidera, mi parla in siciliano o mi parla in italiano? Liberamente, ma lui soprattutto ci parla in italiano. Perché arriva gente che non conosce bene il dialetto. Certo, non sai che è davanti, perché l'ambito sociale è un po' ampio. Dipende secondo me. Da tipo se si è in paesi piccoli dove si conoscono tutti, non sono mai turisti, quindi vado. Quindi in un paesino dove si conoscono tutti si parla siciliano perché? Perché è un ambito socialmente ristretto. Ma appena questo ambito sociale o culturale lo apriamo, ecco che il dialetto non regge, non funziona, non può andare. O ancora, siamo in autostrada che stiamo andando a Messina con nostro padre e ci fermiamo perché papà si deve prendere il caffè al bar, magari anche io lo voglio. Non so se prendete il caffè. Troppo giovani siete per prendere il caffè, non ne avete bisogno. Il caffè lo ordino in siciliano all'autogrill perché l'ambito non è più ristretto. Zona geograficamente limitata, ambito socioculturale ristretto. E non lo utilizziamo in ambito ufficiale o tecnico-scientifico, questo è evidente, no? L'avete mai compilato un modulo, una carta in siciliano? Mai fatto. Non l'ha fatto mai nessuno. Tranne per circa 100 anni, 800 anni fa. E ora ve lo racconto. Quale lingua? Ah, dice anticamente. Certo. Perché viene usato anche ora oggi per giurisprudenza. Federica ci dice, parlo forte così anche se qualcuno è collegato, a te non ti sente, a me sì. Quindi Federica ci dice, vabbè, come anticamente si usava il latino per i documenti ufficiali, oggi ancora si usa un po' per la giurisprudenza. Come? Anche il greco, sono due lingue ufficiali. Perché erano Il greco- lingue più eleganti. La lingua in greco. Erano viste come più eleganti. Perché erano lingue più comode, che erano parlate proprio nel gruppo ristretto appunto di... Erano le lingue dominanti di chi comandava, non erano lingue più eleganti, erano le lingue di chi comanda. Questa è la differenza. Ora la parte storica ci tuffiamo fra pochissimo. Avete mai sentito la sindaca? A Modica ne abbiamo una donna, quindi la chiamo così, siamo a Modica. Mai sentito la sindaca in televisione a Video Mediterraneo che parla in siciliano? Ma non perché la sindaca non parla il siciliano, ma non in TV. Avete mai avuto un libro di scuola scritto in siciliano? E anche se avete un libro scritto in siciliano,
è scritto soltanto il testo che mi interessa, ma poi La prefazione. bravo, la prefazione, i documenti ufficiali della prima pagina dello stampato, il presso, la tipografia, tutto quello italiano. Tutto in siciliano. Sono molti secoli che non esiste. E soprattutto è divenuto questo sistema che noi chiamiamo dialetto secondario rispetto a un altro dominante, che noi ovviamente sappiamo per noi è l'italiano, ovviamente. Quindi quando diciamo che il siciliano è un dialetto, lo è perché il dialetto è una lingua che però ha questi limiti, mentre una lingua senza questi limiti, quindi al contrario di quello che abbiamo detto ora, che non è limitata geograficamente, è molto ampia, che non ha blocchi di ambito, in questo contesto no, che si può usare sempre, che si usa per scrivere libri, che si usa per scrivere documenti ufficiali, quella è una lingua a tutto tondo. E il siciliano oggettivamente non lo è. Per capire come questo è successo dobbiamo vedere un po' di storia. Domande fino ad ora? Arrivederci. Domande fino ad ora? Dubbi che sono emersi, cose che non sono chiare? Ci tuffiamo nella piscina della storia? Eccola, una domanda. Ok, la vostra compagna, parlo anche sempre per chi fosse collegato che non sente l'intervento dalla classe. Magari sentendo una mia famiglia parlare con una ragazza palermitana, rispetto a quelle che c'è a Silvio, che c'è a Monica, a Catania, la stessa parola, Vabbè. la stessa parola, magari simile, magari non si capiva diverso, ma anche una persona. Perché il suono cambia? Perché le lingue, i dialetti nel nostro contesto cambiano spostandosi di poco se le lettere sono quelle? In questa domanda vediamo la prospettiva della vostra compagna, quella prospettiva che vede la lingua come essenzialmente una cosa